partita dei sogni con il presidente regionale dell'Epli Campania. È un'occasione, arte e sport si uniscono, tante personalità provenienti dal mondo dello spettacolo istituzionale, sportivo, per ricordare Andrea. Noi ci siamo stati, io personalmente ci sono stato quando Andrea c'era, che abbiamo fatto la partita dei sogni, quella per l'Ucraina, ci siamo divertiti tanto, Andrea è un ragazzo splendido, merita, all'epoca ero presidente della Proloco Cicciano, adesso sono il presidente dell'Epli Campania come detto, e si fa in modo, uno queste partite le vorrebbe fare in un altro modo dove ci si diverte perché ci siamo tutti, però purtroppo viene sempre a mancare qualcuno e si fa il memorial, che è una cosa che va fatta in ricordo di persone che meritano, perché Andrea meritava, quindi io come Pietro Bernardo soprattutto poi rappresento la mia associazione, il mio ente, che è da poco che siamo operativi, quindi ci ha fatto piacere l'invito di Gennaro per Andrea perché merita. E Andrea continua ad esserci, ci sarà oggi e sempre nei nostri cuori, soprattutto la partita a scopo benefico per l'associazione Andrea Io Vivo, e quindi facciamo la volontà di Andrea. Andrea si è sempre battuto per gli altri, quindi è come averlo qui con Come noi. dice il tabellone, Andrea vivo e Andrea è sempre con noi, sarà sempre con noi. Perfetto, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News Magazine. Un saluto a tutti i lettori di Street Magazine e un caro abbraccio a tutta l'organizzazione. Grazie per l'invito e Grazie a lei. per esserci sempre presenti. Grazie, Complimenti. grazie mille a lei.